Arrigo Cipriani non è per niente contento che si stia avvicinando il 18 maggio. Lo spiega e non le manda a dire. Il governo di Roma sta distruggendo tutto, a partire dal suo settore, quello della ristorazione, che altro che distanze, oltre che di cibo, è fatto di accoglienza e vicinanza. L'accoglienza ha bisogno di affetto, ha bisogno di libertà, ha bisogno di mancanza di imposizioni. Allora questa regolamentazione che hanno fatto sugli spazi sembra una roba da lager, capisce? Ecco, e non potrà mai funzionare con l'ospitalità italiana. Devo dire che questi signori, bravissimi per l'amor di Dio, si preoccupano molto per la nostra salute e evidentemente per la nostra morte da coronavirus, però non si preoccupano di quello che succederà dopo, ci sarà la morte di fame, perché così si potrà solo morire di fame. Diciamo che non ci saranno neanche i clienti, capisce? Ecco, perché Venezia, per esempio, è una città turistica che dipende del 60-70% dal turismo. Per un anno turismo qui non ce ne sarà. Esatto. Ecco, allora, mettiamo assieme queste regole più la mancanza di turismo, si trovano di fronte a una crisi che credo che a Roma non abbiano neanche l'idea di che cosa sia, a meno che non stiano usando la strategia della tensione, perché ha tutti gli aspetti di una strategia della tensione. Cioè cosa intende? Intendo che vogliono mettere delle regole per conservare il più possibile il loro posto a Roma. Ecco, questo è, perché se in tempi normali credo che la gente si manderebbe a casa dopo 2 minuti, perché questi qui non hanno mai lavorato, non sanno che cosa sia il lavoro, non sanno che cosa sia il turismo, non sanno che cosa sia nulla. Ecco, le regole che hanno messo sono regole da geometra, con tutto il rispetto per i geometri, ma il geometra fa una cosa per costruire in qualche cosa, questi qui stanno distruggendo tutto.